74esimo Mandorlo in fiore che inizia oggi e pone Agrigento al centro del mondo per quanto riguarda la cultura, ma anche per quanto riguarda i messaggi di solidarietà e di pace che si lanciano in tutto il mondo ormai da tutto questo periodo. E con il Mandorlo in fiore anche il Festival internazionale I Bambini del Mondo, giunto alla 19esima edizione, organizzato dall'AIFA, che anche per quest'anno ha il piacere e l'onore di iniziare la Kermesse. Kermesse iniziata con un momento di solidarietà, come abbiamo già riferito questa mattina. I bambini della Serbia hanno visitato i bambini ricoverati presso il reparto di pediatria dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, e da qui in avanti fino a giorno 10 sarà un crescendo di emozioni, di colori, di suoni, di balli, di musica che caratterizzano il 74esimo Mandorlo in fiore. Presidente Campo, Agrigento ancora al centro del mondo, folklore, solidarietà, musica, amore. Sì, anche quest'anno siamo nello stesso format del Parco della Valle dei Templi, ciò che abbiamo inaugurato con i patrimoni immateriali. Quest'anno ce li fanno i bambini del mondo, ci fanno il nostro avvio della festa. Abbiamo un programma nutritissimo, 67 eventi in 10 giorni, abbiamo un patrimonio, abbiamo patrimoni per 20 paesi, abbiamo 20 paesi che ci ospitano i loro patrimoni. Cioè, insomma, sarà una grande festa, speriamo che sia come lo scorso anno, dove abbiamo avuto tantissimi consensi. La gioia, l'amore, ma anche la competenza dei bambini del mondo per iniziare anche questo 74esimo Mandorlo in fiore. Credo che sia il modo più bello di iniziare una grande kermesse che è il Mandorlo in fiore, con la presenza di gruppi internazionali composti da bambini che partecipano al festival, appunto, I Bambini del Mondo, che nasce da un'idea mia e di Claudio Crescenzo, che per l'appunto pensammo 19 anni fa di dare un'opportunità a tanti bambini di venire a vivere in un luogo che è stato sempre luogo di incontro di varie culture, di popoli, quindi ad Agrigento, dare la possibilità a questi bambini di vivere un'importante esperienza di integrazione, di fratellanza e di pace. Tutto questo è stato possibile realizzarlo grazie al sostegno convinto che il Parco Archeologico ci ha dato, quindi ringrazio il Presidente del Consiglio del Parco, il Dottore Campo e il Dottore Parello, per averci dato ancora una volta questa opportunità di celebrare il 19esimo Festival internazionale del mondo, I Bambini del Mondo. Anche i gruppi internazionali dei bambini del mondo rispecchiano il format del Mandorlo, portano qui ad Agrigento moltissimi patrimoni immateriali UNESCO. Sì, sono ben 7 i patrimoni che porteranno in questa edizione, ci sono presenti 9 gruppi internazionali, l'Albania, la Germania, la Bulgaria, l'Indonesia, l'Ucraina, la Repubblica Ceca e la Serbia. Naturalmente sono tutti gruppi di ottima qualità che speriamo possano portare con i loro sorrisi e la loro genuinità un attimo di felicità in questo Mandorlo. Penso che ci siano grandi aspettative, grandi prospettive, c'è un estremo interesse, devo dire, anche della città, dei gruppi, un entusiasmo, insomma penso stiamo partendo col piede giusto. Oggi si avviano alcune iniziative, naturalmente il Festival dei Bambini del Mondo con la consegna dei doni augurali e poi la inaugurazione delle tante mostre che sono al Palacongressi, dei laboratori, e stasera partiamo anche con il primo concerto di World Music con il canzoniere Grecanico Salentino, per cui abbiamo già registrato il sold out. Si apre con i Bambini del Mondo, che credo rappresentano il veicolo più dirompente attraverso il quale far partire questo messaggio che Agrigento lancia ormai da 74 anni, questa esigenza forte che continua a rimanere di grande attualità, concordia tra i popoli all'interno di uno stesso popolo, e credo che farlo anticipando l'intera kermesse con l'iniziativa di questo tenore, mettendo tanti bambini come i veri ambasciatori della concordia, credo che sia una gran bella cosa, una bella intuizione che ebbero gli organizzatori di questa kermesse, che ormai è diventata strutturale all'interno di Mandorlo in fiore.